Isabella Collalto, turismo sostenibile e grandi eventi, quali sfide per il nostro territorio? Abbiamo di fronte a noi un'occasione assolutamente grandissima e di importanza strategica, ovvero sia ci troviamo di fronte a questo periodo in cui abbiamo le Olimpiadi che stiamo preparando, le Olimpiadi e le Paraolimpiadi Milano Cortina 2026, e questo è un momento assolutamente di importanza strategica perché è un dato di fatto che la montagna verrà valorizzata in tutti i suoi aspetti legati allo sport, legati naturalmente alla bellezza del paesaggio che ci circonda, però è un dato di fatto che come presidente dell'Associazione per le Ville Venete sono certa che questo sarà un momento veramente molto importante per quello che è il turismo sostenibile, il turismo diffuso. Io credo infatti che, sapete che abbiamo nel Bellunese qualcosa come 196 ville venete, di cui 171 di proprietà privata, e allora io credo che nel momento in cui i riflettori si accendono sulla montagna, si accendono sul Bellunese, è un dato di fatto che a partire da questo patrimonio di ville venete nel Bellunese abbiamo l'opportunità di portare l'occhio su tutto quello che è l'insieme delle ville venete nel Veneto intero, e questa mi sembra un'opportunità veramente importantissima, per cui un grande evento come quello al quale ci troviamo presenti qui oggi senz'altro è foriero di grandi novità e di grandi possibilità di sviluppo. Io parlo delle ville venete in modo specifico perché sono queste le attività che seguo da più vicino, ma veramente per tutto il territorio.